Progetto pilota nel senso che parliamo di una prima fase sperimentale di un programma di valorizzazione del calcio giovanile che vede l'apertura di un centro federale territoriale a San Giorgio di Nogaro, quindi il primo della nostra regione, in seguito all'apertura del primo centro di Firenze, contemporanea con la nostra regione anche Sardegna, Calabria e Puglia. Si tratta, dicevo, di un programma di valorizzazione del calcio giovanile che prevede senz'altro la valorizzazione dei talenti e anche la scoperta di nuovi talenti che giocano, che praticano la loro attività con le nostre società che svolgono attività giovanile. Allora, stiamo parlando di un progetto che a regime prevede l'apertura di 200 centri federali in tutta Italia. Qui noi ne avremo 5 nella nostra regione a regime, quindi un monitoraggio di circa 150.000 ragazzi, categoria under 13 under 14, e quindi sono numeri molto importanti. I tecnici coinvolti saranno tecnici qualificati del settore giovanile. Per quanto riguarda invece alcune altre particolarità, vorrei ricordare che oltre all'attività under 13 under 14 maschile ci rivolgeremo anche a un under 15 femminile, per cui i nostri numeri per adesso, come ricordavo prima, parliamo del primo centro federale nella nostra regione, a San Giorgio avremo una cinquantina di ragazze a regime under 13, 25 under 14 e 25 under 15 femminile. Naturalmente il tutto cercando di coinvolgere le società, i dirigenti e in particolar modo anche i tecnici in quello che è un programma soprattutto tecnico e che riguarda la metodologia di allenamento dei giovani calciatori. Un aspetto molto importante, parlavo prima di valorizzazione del talento, ci poniamo alla base di una piramide che vede le rappresentative regionali subito sopra di noi e le nazionali giovanili, escludendo naturalmente le società professionistiche, cioè i ragazzi che sono già stati selezionati. Ed è molto importante per noi fare in modo che ci sia una ricaduta, come dicevo prima, tecnico-metodologica, coinvolgendo nel miglior modo possibile al massimo le società che ci affidano i loro giovani calciatori. Si tratta di creare una rete per fare in modo che ci sia un'impostazione tecnica comune, che ci sia un dialogo, una sinergia fra noi tecnici federali e i tecnici delle società. È qualcosa di ambizioso. Per quanto ci riguarda, noi auspichiamo che innanzitutto si parta nel miglior modo possibile, si parta cercando di trasmettere quelli che sono i giusti obiettivi e i giusti valori. Per adesso gli obiettivi sono questi: un'impostazione metodologica da condividere con le società e un'impostazione anche, valoriale, perché l'aspetto educativo, l'aspetto etico è un qualcosa anche che vorremmo condividere con i nostri interlocutori. Noi abbiamo già condiviso una prima impostazione tecnica nel corso della riunione preliminare del 18 febbraio, ed è nostra intenzione coinvolgere i tecnici anche in questo senso. Le riunioni, gli incontri tecnici verranno organizzati, potremmo pensare ad esempio a degli incontri al termine degli allenamenti che si terranno ogni lunedì presso gli impianti di San Giorgio, e questo naturalmente, come dicevo prima, sarà uno degli obiettivi primari. Parliamo di un progetto che si realizzerà nei prossimi anni, quindi a regime potremmo pensare 2017-2018. Per ora non vorrei parlarne, nel senso che siamo all'apertura di questo ciclo. Per quanto ci riguarda, a fine febbraio inizieremo con questo tipo di attività e tutte le nostre energie vanno nella direzione che possa contribuire a una piena realizzazione degli obiettivi che ci siamo fissati in questo primo periodo. Qui ci sono dei precedenti sicuramente,
l'esperienza più recente che ha portato degli ottimi risultati è quella della Federcalcio tedesca. Prima ancora parlavamo dei centri federali francesi. Sicuramente copiare, insomma, il modello è quello, no? Dopodiché le modalità realizzative devono essere peculiari di ogni singolo paese. Noi abbiamo la nostra realtà, i nostri punti di forza, i nostri punti di debolezza, li abbiamo ben chiari e ne abbiamo parlato anche nelle riunioni che abbiamo fatto a Coverciano presso il settore tecnico, individuando quelli che sono gli obiettivi tecnici, parlando con i responsabili delle nazionali giovanili, parlando con i nostri referenti del settore giovanile nazionale. Ecco, quindi diciamo che il lavoro va in questa direzione. Fra le attività tecniche prevederemo anche delle riunioni con i genitori, perché è molto importante chiarire che non deve essere un altro modo per creare sicuramente illusioni, deve essere un modo per seguire i ragazzi al meglio e per fare un'esperienza che, come ricordavo prima, non a caso, non è solamente tecnica ma anche formativa, educativa, perché questo dà la garanzia comunque di obiettivi a lungo termine di un'educazione permanente, al di là di quelle che sono le realizzazioni all'interno del mondo calcistico. Lunedì 29 febbraio con la presentazione dell'attività in conferenza stampa. E quindi insomma siamo pronti, ringraziamo fra l'altro le società che ci hanno aiutato in questi brevissimi tempi, perché come ricordavo noi siamo il secondo centro ad aprire e quindi i tempi sono molto ristretti, l'iniziativa è valida ma i tempi sono quelli che ho ricordato un attimo fa e quindi dobbiamo ringraziare le società che ci danno una mano per partire al meglio.